E allora questo voto sul welfare com'è andato? È andato straordinariamente bene, sia dal punto di vista della partecipazione, in quanto hanno votato molti più lavoratori e pensionati di quanto non sia accaduto nel 1995 con la riforma Dini. Hanno infatti votato 57.397 lavoratori, un dato straordinario. I voti favorevoli sono stati l'81,94%, i voti contrari il 18%. È un risultato che mette in evidenza la grande rappresentatività di CGIL e CISL-UIL in questa provincia. Segretario, certo ci sono stati dei luoghi di lavoro in cui si è votato anche no, altri in cui è prevalso ovviamente di gran lunga il sì. Certo, non ci sfugge che soprattutto in alcune grandi fabbriche i voti contrari sono stati la maggioranza e che mettono in evidenza uno stato di sofferenza presente tra i lavoratori, in modo particolare per quanto riguarda i problemi legati alla precarietà e alla pesantezza del lavoro. Dovrà essere nostro impegno sviluppare prossimamente delle iniziative forti per riprendere l'iniziativa contro la precarietà del lavoro, per affermare una buona, piena e stabile occupazione e anche per aumentare i salari, sia per via contrattuale ma anche attraverso l'alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Non basta dire meno tasse per chi? Non certo per coloro i quali vivono di rendita, che dovrebbero essere maggiormente tassati per finanziare il welfare, la scuola, la sanità, la previdenza, l'assistenza, e invece dovrebbero e deve essere invece alleggerita la pressione fiscale sul lavoro dipendente, che è la parte del lavoro che paga fino all'ultima lira. Questo è l'impegno che noi abbiamo per le prossime settimane.